Buongiorno a tutti, sono Roberto Putu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo tra Cagliari e Quartu e quello che vi sto per presentare alle mie spalle è un edificio di 3 piani più il piano terra, quindi piano terra, primo, secondo più terrazza, in vendita. Attenzione, in vendita. Siamo nella Viale Marconi, lì in fondo vediamo si va verso Quartu, verso l'ingresso di Quartu, e da questa parte Viale Marconi. Riconoscerete sicuramente alle mie spalle, abbiamo tra l'altro una parte del piano terra dove attualmente è locato ad un ristorante cinese, ma da questo ingresso è un ingresso carrabile, si accede sia ai piani superiori che direttamente alla strada posteriore tramite un tunnel carrabile e un cancello dall'altra parte dove è stata autorizzata la lottizzazione ma non è stata completata. Venite con me, vi faccio vedere il resto dell'edificio. Ecco, l'ingresso carrabile porta a questo grande tunnel, da questa parte un altro cancello carrabile porta al cortile posteriore con i vari box a disposizione. Qui la prima porta di accesso tramite ascensore, tramite le scale per andare a visionare i piani superiori, piccolo ripostino, un WC, un servizio completo, e da questa parte un altro cancello a vetrata carrabile che introduce nel cortile posteriore che è in vendita nel prezzo, compreso nel prezzo. In più abbiamo la possibilità di avere dei box che vi farò intravedere con delle serrande. Assolutamente si può effettuare una trattativa parallela per cercare di annettere, se foste interessati, anche quei box. Non solo, anche il locale commerciale che è affittato al ristorante cinese potrebbe essere, nell'intenzione appunto di un acquirente, frutto di una trattativa, ripeto, parallela rispetto a quello che è il prezzo di vendita e quello che l'ha messa in vendita. Venite con me e vi faccio vedere il cortile con le varie serrande e l'uscita posteriore nella lottizzazione posteriore. Ok, come vi dicevo, da questa porta si accede alla parte superiore, al primo piano, al secondo piano, più alla terrazza. Questo, oltre ancora il piano terra che è uso commerciale, il primo piano e il secondo piano a uso ufficio. Non utilizzeremo l'ascensore, utilizzeremo la scala. Ok, eccoci al primo piano, abbiamo oltre l'ascensore e le scale che portano al piano, abbiamo 2 accessi, uno da destra e uno a sinistra. Iniziamo da quello sulla mia sinistra, entriamo e vediamo una parte ad uso servizi. Questo locale era utilizzato in passato come una casa servizi per anziani e quindi questa era la guardiola. All'interno, ok, un locale tecnico ad uso servizi. Da questa parte le vetrate sono ampie vetrate lungo la Viale Marconi e di qua lungo corridoio con le stanze. Stessa situazione abbiamo anche al piano di sopra, quindi delle camere che venivano utilizzate per ricoverare gli anziani. E questa. Altra da questa parte. Qui abbiamo una porta con bagno. E da questa parte, solo al primo piano, un'ampia terrazza a livello. La vediamo. Ampia terrazza a livello che praticamente si affaccia sul cortile
e sul cancello posteriore queste sono le coperture dei box. E di qua 2 ingressi per la terrazza e su il primo piano con le camere, sia le stanze, diciamo i vani, sia da una parte che dall'altra. Medesima conformazione, lo vediamo subito. Abbiamo visto il secondo piano dell'immobile e sempre tramite le scale oppure tramite l'ascensore che arriva fino su al terzo piano, il terzo piano dove abbiamo un'ampia terrazza. Andiamo su. Siamo al terzo piano dell'edificio, ricordando che si accede sia con l'ascensore che con le scale. Un piano comunque edificabile che ha la possibilità di sostenere, dato l'infrastruttura di tutto l'immobile, un altro piano. Usciamo per vedere non solo l'ampiezza della terrazza, ma anche un pizzico di panorama. Ok, da questa parte abbiamo i grandi motori dell'impianto di condizionamento canalizzato di tutto l'edificio e da questa parte il locale tecnico dove c'è appunto la centralina dei motori stessi. Ok, vedete tutta l'impiantistica. Da questa parte un affaccio sulla lottizzazione che prevede una futura edificazione di edifici e di altre attività. Abbiamo appunto la strada posteriore e lì in fondo il CAF. Da questa parte sempre la zona residenziale all'ingresso di Copitu. Andiamo a vedere la restante parte della terrazza. Terrazza abbastanza ampia, in buono stato di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda la guaina del lastrico. Da quella parte è esattamente l'ingresso di quarto e qui di fronte a me affaccio sullo stagno di Molentargius, lì in fondo la Sella del Diavolo. E con questo panorama sullo stagno di Molentargius e sulla Sella del Diavolo voglio ricapitolarvi che siamo all'ingresso di Quartu, nella Viale Marconi tra Quartu e Cagliari. Quello che vi stiamo presentando in vendita è appunto un edificio piano terra, locale commerciale, cortile con un doppio ingresso carrabile, primo piano ampio ad uso ufficio, secondo piano ampio, stessa dimensione ad uso ufficio, e il terzo piano abbiamo appunto questa terrazza, questo lastrico. Tutto quanto in vendita. Non solo, abbiamo la possibilità di annettere in trattativa separata, se dovesse interessare, anche un locale commerciale adiacente, sempre di proprietà, al piano terra, dove attualmente appunto abbiamo un ristorante cinese e locato praticamente. Da questo punto di vista io vi dico che è una situazione dove potete tranquillamente verificare con tutta la documentazione ciò che più vi interessa. Il prezzo è interessante o comunque potrebbe diventarlo. Io vi ricordo che sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Vi invito a seguirmi nelle mie pagine professionali Roberto Puddu Agente Immobiliare, sia Facebook che YouTube. Iscrivetevi per vedere le prossime novità. Posso vendere anche la vostra, non esitate a chiamarmi per informazioni. Ciao a tutti!